voce solo è strana, però io credo che sia comunque importante cantare, perché il canto è lo strumento principe. Difatti, come dicevano prima, i tenori sicuramente sono state prima le voci e poi le launeddas, perché dicono lo strumento più antico è le launeddas. Esatto, lo strumento, però quello che ci portiamo dentro, la voce, è sicuramente quella che ha dato l'idea di poi tramutare il canto in uno strumento per poter variarci sopra. Io, oltre a mia madre, ho avuto una grande maestra che si chiamava Maria come mia madre, e di lei ho messo anche in questo disco ad Accada, l'unico brano tradizionale che ho messo è uno Stabat Mater. Uno Stabat Mater cantato in sardo, con un testo scritto da Maria Carta. Maria si è immaginata la scena della Madonna che piange il Cristo morto fuori dalla sinagoga, non in Palestina, ma in uno dei nostri paesini, e quindi con gli elementi del paese, cioè le donne che, vedendo questa donna piangere il figlio morto, iniziano a spintonarsi e dire: ma perché piange quella? Quella non dice di essere la madre di Dio. Allora la Madonna, che sente queste voci, se le guarda e inizia un dialogo tra lei, il figlio morto che tiene tra le braccia, e queste donne, perché fargli capire loro che in quel momento avrebbe voluto essere al loro posto. In quel momento non gli interessava essere la madre di Dio, ma quello che invece era la realtà è che aveva tra le braccia un figlio in carne ed ossa, morto. E quindi in questa canzone, in questo canto, Maria Carta ci ha messo un qualcosa di estremamente umano, di estremamente popolare, perché alla fine la figura della Madonna io credo che sia così amata, perché è comunque, in lei si può riconoscere una qualsiasi madre, e comunque di divino aveva solamente il figlio. Io la posso cantare anche, ecco, vedo che mi può dare una mano Orlando, almeno il canto sarà libero chiaramente a voce, perché devo dire anche un'altra cosa, una difficoltà che ci siamo messi noi sardi nell'uso di questi strumenti è che non possono toccare tutte le note, e quindi siamo molto limitati appunto nelle tonalità, non possono seguire i cambi di tonalità. Io prima me ne sono dimenticato cantando il ballo, e ho cercato una variazione che non è potuta essere seguita, perché l'organetto diatonico non può fare tutti quanti gli accordi. Quindi uno Stabat Mater dedicato a tutte le madri, e soprattutto dedicato a queste tre Marie che io ho nel cuore, che sono la Madonna, chiaramente mia madre Maria, e Maria Carta, che è quella che mi ha veramente dato la spinta finale per cantare in sardo. Nave lu, Signora mia, se discussa lastimata, chi chiama Maria, mamma proite quade, sacara bianca de nade nostro chie, sa Signora nostra pranto, tutta la notte a succuto, ma non è su corrutto, su Zambene sotto in salve de una rosa, mamma dolorosa,
sa si spinas disattentas, afligiduansas entraña, de sufrito e Deus. Ai, escuta, fizu meu, salva dos homines rei, perdona su golfido. Amen. Mama schifi spenade, mira de canto dolore, morto è su Signore. Grazie.